Ecco cosa rimane dopo la tromba d'aria che questa mattina ha colpito la Calabria ionica. Fortissimi venti di scirocco, violenti temporali e piogge torrenziali hanno creato danni e disagi. Situazione critica a Crotone e in modo particolare a Cutro. Qui il vento ad oltre 150 km/h ha sradicato alberi, distrutto auto, scoperchiato tetti. Una mattinata da incubo per gli abitanti della zona. Ascoltate un barcone, Mario! E tanta paura per i passeggeri di questo convoglio sulla tratta Catanzaro-Lido-Crotone investito all'altezza della stazione di Rocca Bernarda da una tromba d'aria. Il forte vento ha fatto ondeggiare paurosamente il treno che fortunatamente è rimasto sui binari. 6 finestrini sono andati in frantumi e 2 passeggeri sono stati portati in ospedale, ma nessuno ha riportato gravi ferite. Il convoglio è stato poi spostato nella stazione di Botricello per liberare la linea ferroviaria. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Trenitalia. La circolazione ferroviaria sulla linea Crotone-Catanzaro-Lido è stata sospesa. La forte pioggia ha infatti provocato 3 smottamenti tra Isola Caporizzuto e San Leonardo di Cutro. Al lavoro oltre 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare circa 110 metri di infrastruttura ferroviaria e intanto Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Crotone e Catanzaro Lido.